Il 13 porta fortuna Baby Volley, manifestazione nazionale di pallavolo giovanile organizzata per la 13ª volta a Imola dalla scuola di volley Diffusione Sport. Nella seconda e conclusiva giornata della manifestazione al Pala Ruggi di Imola, in compagnia del presidente di Diffusione Sport Pasquale De Simone, diamo doverosamente i numeri di Baby Volley 2018. Sì, prima di tutto il numero di squadre, sono state 40, uno dei nostri anni record. E infatti quest'anno noi avevamo qualche timore perché sono usciti tantissimi tornei in giro per l'Italia in questo periodo, però le società ci hanno di nuovo dato la loro fiducia e hanno apprezzato il lavoro che negli anni passati abbiamo fatto, quindi 40 squadre sono tante, abbiamo portato a Imola più di 600 atlete, 2 alberghi pieni, e quindi questa è una grossa soddisfazione per la nostra società sportiva. Abbiamo allungato un po' la durata della manifestazione perché durava un giorno e mezzo negli anni passati e abbiamo iniziato già dalla mattina del primo giorno, quindi è stato ancora più lungo, un po' più faticoso per chi ha dato una mano, ma i volontari di Diffusione Sport sono tantissimi. Veramente abbiamo una squadra di persone che danno una mano senza stancarsi, subito pronte a risolvere qualsiasi problematica. Senza il loro apporto non avremmo mai fatto quello che siamo riusciti a fare, cioè vedere per le premiazioni e per la finale che si è svolta qui al Palazzetto dello Sport Imola, al Pala Ruggi, tante persone, pieno, gremito, emozioni, musica, ballo, con ragazze che sugli spalti danzavano grazie alla spinta del nostro speaker di questa manifestazione, il celebre Bitto. Ecco che questa è una delle novità di quest'anno, un po' diciamo un perfezionamento delle manifestazioni di contorno al torneo vero e proprio. Sì, io conoscevo Bitto per altre esperienze e quindi ero sicuro del risultato, infatti lui ha dato veramente una marcia in più all'evento, alla manifestazione qui al Pala Ruggi. Per un esperto di volley spieghiamo chi è. Allora, Bitto è uno degli speaker più affermati soprattutto nel beach volley, seguiva il beach volley, il campionato italiano e quindi è sempre stato una delle voci più note, colui che accompagnava tutte le partite più belle e spettacolari, ha fatto anche delle esperienze nel World Tour, nelle tappe dei campionati europei e quindi ha fatto da speaker anche a partite di Serie A, un'esperienza tale che ci ha permesso di fare veramente una bellissima figura. Continuando del solco delle novità di quest'anno di Baby Volley, una manifestazione che, come lei ha ricordato, è tra le più partecipate del circondario imolese, dà una mano anche all'economia riempendo gli alberghi, perché poi queste ragazze, oltre 600, sono accompagnate da genitori, vengono da diverse regioni italiane, molti si fermano a dormire. Dicevo, tra le novità anche un riconoscimento a Vanessa Caboni, che è un'atleta di livello nazionale. Anche internazionale, perché lei ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi per sordi con la nazionale di pallavolo, che è arrivata seconda ed è stata premiata come squadra dell'anno tra le squadre delle federazioni affiliate alla Federazione Paralimpica, ed è quindi un vanto per la provincia di Bologna. Infatti il comitato territoriale FIPAV di Bologna ha voluto utilizzare la nostra manifestazione, la nostra premiazione per darle un riconoscimento. Quindi la sua presenza per noi, oltre ad avere quella carica importante dal punto di vista umano e soprattutto farci capire che si va oltre, soprattutto nello sport, a quelli che possono essere degli impedimenti, e lo sport aggrega, aiuta, fa superare le barriere. Sono delle frasi classiche o frasi stereotipate che però hanno veramente un grosso valore e sono vere, e noi abbiamo in questa occasione avuto la possibilità di porre in risalto uno di questi aspetti importanti. Vanessa è un'atleta della provincia di Bologna di cui nel caso della pallavolo possiamo vantarci, e ci è sembrato da parte nostra doveroso e bello poterla ospitare, e abbiamo apprezzato moltissimo che il comitato territoriale di Bologna ci abbia chiesto questo spazio, questo angolo che abbiamo volentieri ceduto. Comitato che vi ha appoggiato in tutto e per tutto, ha dato anche arbitri, diciamo,
di categoria. Ecco. Sì, noi ci siamo rivolti a loro per quanto riguarda l'arbitraggio, quindi ci sono stati vicini per quanto riguarda gli arbitri, ma bisogna sottolineare che Diffusione Sport, facendo i campionati giovanili, ha a disposizione i suoi arbitri di società, che è una figura che è presente all'interno della federazione, che è necessaria per svolgere le partite di alcune categorie, e anche loro hanno portato un grandissimo apporto, come le nostre segnapunti ufficiali, quindi persone che dovevano compilare il referto ufficiale, che sono state presenti a tutte le partite. Quindi noi abbiamo in ogni palestra, ne abbiamo occupate 7 nella tutta la città di Imola. Avevamo il nostro responsabile per il defibrillatore, avevamo il nostro segnapunti, avevamo il nostro responsabile di campo per qualsiasi evenienza, il nostro arbitro di società. Quindi siamo stati pronti a rispondere con un numero di persone e di volontari alto. Mi permetta di tornare un attimo su una considerazione che lei ha già fatto, quella dei volontari, 13ª edizione di Baby Volley. Lei è oggi presidente di una società, la Diffusione Sport, che conta un numero di iscritti molto elevato, parliamo di iscritte in realtà, di ragazze. Quando è partito avrebbe mai immaginato di arrivare qui, grazie anche alla spinta dei volontari? Ricordiamo che la sua squadra, la sua società è tra le pochissime, se non l'unica in città, a non fare pagare l'iscrizione. Noi siamo, io lo rimarco sempre, siamo l'unica società in Italia che fa attività sportiva strutturata gratuitamente per le famiglie, quindi le famiglie non pagano nulla, non pagano nessuna retta. Abbiamo ricevuto anche una lettera di encomio dal presidente del CONI nazionale Malagò. E siamo l'unica realtà in Italia che fa questo. Quando siamo partiti eravamo partiti con 10 ragazzine, non pensavamo mai di arrivare ai numeri di oggi, che vedono tesserate e che partecipano a campionati FIPAV più di 100 ragazze. Dagli under 18 alle under 12 abbiamo un numero elevato di ragazze che non pagano. Questo è reso possibile grazie al grosso impegno sempre dei volontari, al grosso impegno che abbiamo nel portare avanti tantissime attività per il reperimento delle risorse, e di questo siamo veramente contenti e orgogliosi. Una finale emozionante, quella riservata alle ragazze dell'Under 18, vinta dalla Wisp Imola nei confronti di Olimpia Ravenna. Presidente Cappelletti, raramente un torneo giovanile riserva così tante emozioni come questo Baby Volley 2018. Eh sì, è un torneo che è bellissimo avere qui a Imola per così tanti anni. Sta crescendo molto e quest'anno, devo dire la verità, io il mio esordio da presidente quest'anno ho visto le 2 finali di Under 16 e Under 18 e il livello è altino. Soprattutto l'Under 16 mi è piaciuta tanto la finale, che è stato un bel livello, devo dire la verità, e poi i numeri sono clamorosi, ecco. Manifestazioni come queste secondo lei aiutano a crescere questo sport? Sì, io ho fatto tanti anni da allenatore di squadre giovanili, femminili e devo dire la verità, non mi sono mai divertito tanto come quando c'erano i tornei o natalizi o pasquali, o comunque sono i tornei che ti aiutano a far crescere la squadra sotto il profilo proprio di squadra, di comportamenti, di socialità, e quindi per me sono le cose migliori che ci siano oltre ovviamente ai campionati.